Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata con Pierpaolo. È la prima serata annuale per noi, è l'inaugurazione delle attività dell'Associazione Inquadra qui di Conegliano e con estremo piacere abbiamo qui ospite Pierpaolo Mittica. Molti di voi già lo conoscono, alcuni lo conosceranno questa sera, di sicuro usciremo tutti, credo, più arricchiti da questa serata. Prima di cominciare vorrei ringraziare, come facciamo sempre, tutti i nostri sostenitori, li trovate tutti scritti lì belli in grande su quel banner di fianco a noi, e l'amministrazione di Conegliano, che è qui presente nella figura di Cristian Dalbò, che approfitterei, se vuole sedere un attimo con noi. Ringraziamenti dovuti perché ci sono sempre vicini nelle iniziative che facciamo, come per esempio anche avere a disposizione questa sala, che è una sala importante e insomma, fa una bella mostra di sé anche nei confronti degli ospiti che vengono a trovarci. Quindi se vuoi due parole. Grazie Andrea. Beh, non sono l'unico questa sera dell'amministrazione, c'è il Presidente del Consiglio Isabella Zamedoni, che ho visto prima. Sono qui a portare il saluto del Sindaco, della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale. Ovviamente fa piacere all'amministrazione questo tipo di eventi, grazie Andrea, grazie a Inquadra di aver portato un personaggio di fama internazionale nel nostro territorio e spero che lui stesso diciamo, che abbia avuto anche soddisfazione nell'essere qui. Ci siamo trovati a luglio in Mavia, ci siamo visti, siete tornati a casa a settembre con imperfezioni, complimenti per le vostre iniziative, quindi io non posso altro che ringraziare Inquadra e ringraziare tutti quelli presenti oggi, perché io penso che questi tipi di manifestazioni abbiano come motore innanzitutto la vostra presenza. Non avrebbero soddisfazione, non avrebbero motivo di continuare in questo loro bellissimo lavoro di condivisione. Quindi io vi auguro buona serata e buona visione a tutti. Grazie ancora. Bene, questa sera abbiamo qui Pierpaolo che è un fotografo che ha all'attivo molti progetti. Questa sera ci concentriamo particolarmente su quello il cui titolo vedete sullo schermo, quindi Living Toxic. È un progetto che va avanti da molto tempo e che, parlando prima con Pierpaolo, adesso glielo chiederemo, ma non si vede credo ancora alla fine, forse andrà sempre peggio a naso. Però prima di cominciare a parlare proprio direttamente di Living Toxic, volevo capire un attimo, cioè facciamo un po' un'introduzione per spiegare a chi magari non ti conosce la tua figura. Quindi la domanda di rito è: quando hai iniziato a fare fotografie di questo tipo? Allora, buonasera a tutti, intanto grazie per essere qui e grazie per l'invito, è veramente un gran piacere. Quando ho iniziato? Io ho iniziato molto presto con la macchina fotografica perché avevo 12 anni, ero in vacanza con la famiglia e mio zio, che è un fotografo professionista, Alfredo Fasan di Sacile, quindi non lontano da qua, e durante questa vacanza mi mette in mano una Polaroid e mi dice: dai, prova a fotografare. E lì scopro la magia della Polaroid prima di tutto, perché era la scatola magica dell'epoca, e poi inizio a scoprire la magia della fotografia. E quindi da lì ho iniziato a diciamo a capire, scusate, che la fotografia mi piaceva veramente tanto. Ho iniziato a studiare fotografia con mio zio, che mi ha insegnato i rudimenti di camera oscura, stampa, sviluppo, eccetera, e pian piano ho iniziato a fare fotografia. All'inizio mi appassionava molto la fotografia di viaggio e quindi ho iniziato a viaggiare tanto, a raccontare viaggi, eccetera, eccetera. E il tutto cambia nel 94, quando vado in Vietnam per un viaggio di piacere, per un viaggio fotografico, e mi ricordo benissimo quel giorno perché ero a Da Nang, una città in mezzo a metà del Vietnam,
e quel giorno esco per andare a far foto, invece che andare verso il centro della città vado verso l'esterno della città, verso la periferia, e a un certo punto mi ritrovo dentro una bidonville ed era la prima volta che vedevo con i miei occhi una situazione di estrema povertà. Chiaramente ne avevo sentito parlare, ma non avevo mai visto con i miei occhi. E la cosa mi ha colpito molto e da lì ho capito che la fotografia per me era più importante raccontare non me stesso, la mia vita, ma la vita degli altri. E da lì è nato tutto un processo che poi si è sviluppato prima con le guerre dei Balcani nel 96-97 e poi con gli altri progetti mi sono avvicinato più alla fotografia sociale fino alla fotografia ambientale nel 2000-2002, proprio iniziando con Chernobyl. E da allora ho iniziato a seguire questo filone di fotografia ambientale. Tu ti definisci, se non erro, un fotografo umanista, più che fotoreporter, Sì. giusto? Vuoi spiegarci questa definizione? Allora, le definizioni sono tante e alla fine sono tutte giuste, tutte sbagliate. Alla fine, quella che più mi avvicina, fotografo umanista, diciamo che è una definizione che usava tanto Walter Rosenblum, che è il mio grande maestro di fotografia, che ho avuto la fortuna immensa di conoscere, di avere come amico, come mentore, e quello che mi ha insegnato tutto di fotografia. E lui si definiva fotografo umanista e mi ha definito anche a me fotografo umanista, perché ci occupiamo alla fine di umanità, ci occupiamo di sofferenze, di quello che succede alle persone, soprattutto alle persone chiaramente che vivono in situazioni di difficoltà e di soprusi, e quindi ci occupiamo di umanità. E poi io adesso negli ultimi anni mi definisco fotografo ambientalista perché mi occupo di ambiente, ma dentro l'ambiente c'è l'umanità, perché è quella che poi soffre, quella che crea i cambiamenti climatici, quella che crea i danni ambientali, ma poi anche li soffre, perché chiaramente poi le persone sono costrette a vivere in ambienti, come vedrete, estremamente tossici e quindi soffrono di questo, quindi all'interno dell'ambiente c'è anche l'umanità che soffre di questa situazione. Sofferenza che si vede nelle fotografie. Una cosa che mi ha colpito guardando i tuoi lavori è che andando a fare fotografie in zone per questo progetto, di questo Living Toxic, uno magari si può aspettare un sacco di fotografie senza persone, perché luoghi più inquinati del pianeta. Invece io ho notato che l'elemento umano all'interno delle tue fotografie è sempre molto importante. Sì, proprio per questa parte. Sei incantato. Living Toxic è un progetto che attualmente vede al suo attivo 7 capitoli, giusto? Sì, esatto. Il primo forse, senza forse dire che c'è Chernobyl. Il primo capitolo di questa saga l'idea nasce nel 2011, nel senso io ho iniziato a livello di ambiente a raccontare Chernobyl. Ho iniziato nel 2002 con Chernobyl e quindi mi sono avvicinato a questo interesse verso l'ambiente, perché lì mi sono accorto che alla fine la cosa più importante che abbiamo è la nostra terra, il nostro luogo, e se non abbiamo la nostra terra non abbiamo più neanche la nostra vita. E quindi per me è stata fin dall'inizio del 2000 l'emergenza più grande che ha l'umanità.
e adesso lo vediamo sotto gli occhi, nel senso che all'epoca dei cambiamenti climatici si parlava molto poco e adesso sono sotto gli occhi di tutti. Ogni anno c'è un evento che fa capire quanto sono gravi i cambiamenti climatici. E aspettate un attimo che andiamo avanti. Problemi tecnici. Sempre presenti all'ultimo momento. Nel frattempo io vi ricordo che sempre in questa sala, prossimamente, perché questa è la prima serata che facciamo con Inquadra, le serate dedicate agli autori fotografici. I prossimi appuntamenti qui in sala invece sono con le serate di Inquadra in viaggi. Il primo appuntamento è lunedì 6 febbraio con Settina Cerotto, con un viaggio nel Tagikistan, e sono, per chi non conosce l'iniziativa, sono delle serate di racconto di fotografie, di racconto di viaggio, diciamo di fotografie di viaggio, ma poi ve lo ricordo meglio, insomma adesso se siamo riusciti procediamo. In teoria dovrebbe partire. Proviamo. Speriamo. Dicevo appunto che anche se ho iniziato con Chernobyl nel 2002, il primo capitolo risale al 2011, cioè Fukushima, nel senso che lì ho iniziato a concepire questo progetto come un progetto a lungo termine di una raccolta dei luoghi più inquinati al mondo, proprio perché sentivo l'urgenza di raccontare quello che stiamo facendo alla nostra casa, dove viviamo noi. E quindi è partito da Fukushima nel 2011 l'idea originaria. Chernobyl avevo fatto un primo progetto dal 2002 al 2007 sulle conseguenze di Chernobyl, che poi è stato pubblicato in un libro, quindi ha visto la sua luce finale, quella che ritengo finale, in un libro. E poi Chernobyl l'ho ripreso nel 2014 in maniera seria, nel senso per raccontare appunto un altro capitolo di questo progetto. Quindi questo che stiamo vedendo adesso è... Questo capitolo è Semiparatinsk, è la storia di un poligono di tiro dei test nucleari in epoca sovietica. Praticamente in Kazakistan, nell'attuale Kazakistan, all'epoca era Unione Sovietica, si trova questo poligono di tiro dove l'Unione Sovietica dal 48 all'89 ha fatto esplodere 457 state atomiche per esperimenti. La zona è una zona molto vasta, circondata da città, villaggi, cittadine, eccetera, che non sono mai stati evacuati all'epoca. E quindi sono stati contaminati continuamente dai venti radioattivi che avvenivano dalle esplosioni. E la situazione lì, calcolate che è stata contaminata un'estensione grande come la Germania, come estensione di terra. I villaggi più vicini sono proprio a ridosso del poligono. Questo per esempio che vedete è un cratere creato da un'esplosione sotterranea, una delle più potenti, che ha creato questo lago artificiale gigantesco, perché le esplosioni furono sia in aria che sotterranee.
e la popolazione, come vi dicevo, che viveva vicino alla zona, intorno al poligono, non è mai stata evacuata, anzi è stata usata proprio come cavia per esperimenti. Ci raccontava una delle signore, questa è una delle testimoni che avete appena visto, è una delle testimoni dell'epoca, nel senso una delle sopravvissute che ha visto le esplosioni nucleari con i suoi occhi. E ci raccontavano parecchi di loro, quelli che abbiamo intervistato, che arrivavano i militari, li avvisavano cosa mi è andato in testa? All'epoca, nel 2001, incontro a una cena di piacere la presidentessa di un'associazione umanitaria che porta i bambini di Chernobyl a Pordenone e inizia a raccontarmi un po' quello che c'è lassù, soprattutto in Bielorussia, mi racconta, perché loro portavano i bambini dalla Bielorussia, e mi accorgo che sapevo cose molto generiche di Chernobyl e queste cose che lei mi raccontava non le conoscevo e quindi mi mette molta curiosità e le chiedo dei contatti per andare su e faccio un primo viaggio nel 2002 appunto in Bielorussia e lì scopro che quello che mi raccontava alla fine era un decimo di quello che effettivamente c'era da raccontare e quindi inizia ad appassionarmi molto questa storia anche perché dietro appunto ripeto c'è tutto un meccanismo, un sistema di disinformazione, non solamente perché era Unione Sovietica all'epoca, eccetera, ma soprattutto perché dietro c'è il nucleare civile, e quindi c'è tutta una serie di meccanismi di interessi politici e economici che hanno fatto sì che hanno nascosto tantissimo gli effetti di Chernobyl e tutto quello che è successo. E questa cosa ovviamente
mi prende emotivamente e inizio ad andare su parecchie volte. Da allora io sono andato a Chernobyl penso più di 30 volte, dal 2002, e inizio a raccontare le conseguenze appunto di Chernobyl sia sull'ambiente che sulla popolazione. Quindi nasce così, diciamo. Cambia tantissimo Chernobyl degli anni, nel senso che nel 2002 ero uno dei pochi fotografi e giornalisti che andavano su. All'epoca per ottenere un permesso passavano circa 6 mesi, dovevi fare domanda, io l'ho fatto attraverso un'associazione umanitaria lassù in Bielorussia, e dopo circa 6 mesi siamo riusciti a ottenere il permesso e quindi sono riuscito ad entrare nella zona. Veniva dato solamente chi aveva un vero motivo per andare dentro, cioè ricercatori, perché c'erano parecchi ricercatori, oppure giornalisti, e praticamente basta. E dal 2011 invece Chernobyl viene aperta al turismo. Il governo ucraino fiuta questa grande possibilità di turismo dentro la zona e quindi apre le porte alla zona di esclusione. E quindi per poter entrare nella zona di esclusione dal 2011 in poi basta fare una richiesta all'ufficio preposto, nel giro di 2 giorni te la danno, oppure andare con un tour operetto, che ce n'erano centinaia prima della guerra, e farsi il giro turistico a Chernobyl. E adesso purtroppo è cambiato tutto con la guerra, come sapete, e Chernobyl, io sono andato solo a dicembre in Ucraina con la speranza di poter tornare anche a Chernobyl. Da quando è iniziata la guerra, da marzo, da aprile, da quando sono andati via i russi da Chernobyl, che ho iniziato a richiedere il permesso per entrare, ma non me l'hanno mai concesso, perché in questo momento hanno minato tutta la zona di esclusione di Chernobyl, hanno ammassato truppe, le forze ucraine, perché si aspettano un attacco da parte della Bielorussia e quindi non vogliono chiaramente far vedere quello che stanno preparando per difendersi. Un'altra cosa non secondaria, no? La sicurezza. Al di là della sicurezza, cioè, sono paesi comunque magari in cui magari dal punto di vista civile possono poi anche avere dei problemi magari, però dal punto di vista proprio sanitario, cioè, quindi quando tu sei andato la prima volta, i timori, ma soprattutto anche quando fai gli altri viaggi, cioè come ti attrezzi per una questione proprio sanitaria? Allora, io dico sempre, per fare questo mestiere bisogna essere estremamente preparati ad affrontare tutte le situazioni, bisogna sapere come affrontarle in tutti i campi del fotogiornalismo. Per quanto riguarda questo tipo di situazioni bisogna sapere molto di radiazioni, come si comportano le radiazioni, quali sono gli effetti delle radiazioni, tutte le protezioni che bisogna avere contro le radiazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Sono mesi e mesi di studio e di confronto. Io prima di partire per Chernobyl, per esempio, ho contattato un fisico nucleare e mi sono fatto spiegare da lui che tipo di protezioni dovevo avere, quando dovevo averle, le situazioni che potevano essere pericolose, e come comportarmi, eccetera, eccetera. E in tutti questi anni poi chiaramente ho approfondito molto tutto questo campo, perché ovviamente la nostra sicurezza è la prima cosa fondamentale. E ovviamente tante situazioni, chiaramente cosa consiste la sicurezza? La sicurezza consiste, per esempio, cambia a Chernobyl, la contaminazione è per terra ormai, e quindi il rischio maggiore è inalare particelle quando si innalza il vento, quindi la protezione maggiore è una mascherina, quella che adesso noi conosciamo tutti quanti a causa del Covid, la FFP2 o meglio la FFP3, e quindi proteggere le vie aeree per non inalare particelle, oppure cercare di evitare di mangiare cibo locale, perché lì è contaminato. Ovviamente queste cose non è che puoi sempre farle, esempio io sono andato tantissime volte ovviamente a incontrare le persone per casa, nelle case locali, e ti invitano a mangiare, ti invitano con loro e chiaramente non puoi rifiutare, anzi è uno dei momenti fondamentali nel fotogiornalismo, perché ti permette di entrare in contatto con le persone, di trovare quell'intimità con le persone che poi ti permetterà di fotografare in maniera corretta. E quindi chiaramente un po' di rischio ce l'hai.
Fukushima era un campo, era totalmente diverso Fukushima per esempio, perché quando sono andato io la contaminazione era tutta per aria e quindi quando siamo entrati nella zona di esclusione eravamo così come questo signore qua, completamente bardati, con la tuta, maschera, totalmente coperti e entravamo alla mattina presto, uscivamo la sera tardi e non potevamo chiaramente banalmente né bere né mangiare perché non poteva tirarti via la mascherina, non potevi esporti assolutamente e quindi lavoravi 12 ore in condizioni estremamente complicate. Giravamo sempre con un contatore Geiger che ti permette di capire i livelli di radiazione e quindi anche il tempo che hai a disposizione per poterti fermare in un determinato luogo. Le persone che vivono lì, perché al di là di altri tipi di inquinamento che poi magari vediamo negli altri progetti, ma Fukushima è stata evacuata non subito, giusto? Ci è voluto un po', le persone continuano a viverci abbastanza anche vicino, insomma, e poi il primo capitolo che non mi ricordo il nome, esatto, anche lì mi pare che lì ci sono ancora persone che ci vivono, hanno coscienza di tutto questo, è una decisione consapevole, non hanno altra scelta? Allora, parliamo prima di tutto di Chernobyl e di Semipalatinsk, che sono un po' diversi da Fukushima. Allora, le persone lì a Chernobyl sono state evacuate dalla zona di esclusione dopo 2 giorni praticamente, da Pripyat, che è la città attaccata alla centrale, a 3 km dalla centrale, quella che ha avuto l'onda subito di contaminazione. Lì le persone sono state evacuate dopo 2 giorni e l'evacuazione della zona di esclusione, che era di 30 km, scelta un po' arbitrariamente, è stata effettuata fino a un mese dopo, dei vari villaggi, eccetera, quindi molto molto lentamente. Tante persone poi nel tempo sono tornate a vivere nei villaggi, soprattutto gli anziani, perché legati alla terra, e tutta la terra intorno alla zona di esclusione è contaminata, molto contaminata, perché la zona di esclusione doveva essere almeno di 100 km, non di 30. E attualmente ci sono circa 9 milioni di persone che vivono in zone molto contaminate tra Bielorussia, Russia e Ucraina. E quindi queste persone vivono in situazioni di estremo pericolo, nel senso che loro continuano a mangiare e bere e inalare particelle radioattive tutto il tempo, che poi è la conseguenza poi delle varie malattie, patologie, eccetera, eccetera, che ci sono. È una scelta dettata da 2 fattori: uno, il legame con la terra, con la propria terra. Molti anziani non vogliono andare via perché sono nati lì e non vogliono andare da nessun'altra parte, si sentirebbero sradicati dalla loro vita. 2, anche per un problema economico, nel senso che sono terre molto povere, sono persone che non hanno possibilità di spostarsi, di andare via da nessun'altra parte, non hanno aiuti dal punto di vista dello Stato neanche all'epoca, e quindi non hanno proprio la possibilità di muoversi economicamente. E Fukushima è stata una storia un po' diversa, nel senso che anche lì l'evocazione, o meglio, la storia è stata uguale identica, paradossalmente, nel senso che sia a Chernobyl che a Fukushima i governi si sono comportati nella stessa identica maniera. E nonostante una fosse Unione Sovietica, dittatura, eccetera, eccetera, l'altra fosse Giappone, democrazia e poi uno dei paesi più evoluti al mondo. I governi si sono comportati nella stessa identica maniera. La popolazione di Fukushima è stata evacuata anche lì dopo un paio di giorni e quindi anche lì hanno subito la contaminazione. La zona di esclusione all'inizio era di 20 km, io sono andato a Fukushima 4 volte, le prime 3 volte per raccontare appunto la zona di esclusione di Fukushima, la terza volta per raccontare l'apertura della zona di esclusione di Fukushima, perché poi è stata ridotta da 20 km a 5 km, praticamente solamente innalzando il livello di tollerabilità delle radiazioni nella popolazione civile, portandolo da 1 a 20 millisievert, e quindi improvvisamente le radiazioni spariscono. Questo è il sistema che ha utilizzato il governo giapponese. Non fanno più male. Esatto, per eliminare il problema della radioattività. E lì molte persone sono andate via di loro spontanea volontà in Giappone perché avevano la possibilità economica, quindi soprattutto chi aveva figli si sono spostati e sono andati via.
Nel primo periodo, quando sono andato io, 2011-2012, erano rimasti soprattutto uomini a lavorare perché c'era tantissimo lavoro, perché chiaramente dovevano mettere in sicurezza la zona di esclusione, mettere in sicurezza la centrale, quindi c'era tanto lavoro e quindi tanta gente, tanti uomini sono arrivati lì per lavorare, ma hanno mandato tutte le famiglie lontano dalla zona. Attualmente sono pochissimi quelli che sono rientrati nella zona, qualche anziano perché anche lì sono legati alla terra, ma la maggior parte delle persone non sono più rientrate. Da quanto ho capito, il rapporto con le persone sul posto per te è fondamentale, quindi mi pare che le storie le costruisci proprio a partire da loro, giusto? Sì, esatto. La cosa fondamentale nel reportage è appunto il rapporto con le persone, per due motivi fondamentali. Uno per etica e correttezza, nel senso che io non fotografo mai le persone se non ci ho parlato prima. Raramente succede che fotografo ma poi magari ci parlo anche. Uno perché per raccontare bene la storia di una persona la devi conoscere, se no farai sempre il turista. E quindi quello che faccio io generalmente quando arrivo in un posto inizio a parlare con le persone. La prima cosa che faccio sempre è presentarmi, cioè chi sono io, cosa faccio lì e cosa voglio fare, perché voglio parlare con quella persona. E quindi gli spiego esattamente il perché voglio che lei mi racconti la sua storia, chi sono, cosa sto facendo. Questo credo sia fondamentale in questo lavoro perché è una questione etica. Per un motivo fondamentale, perché noi andiamo a raccontare la storia di quella persona. La persona deve essere cosciente che lei racconterà la nostra storia a noi e noi poi, se abbiamo la fortuna, magari la sua storia verrà pubblicata in tutto il mondo. Quindi sarà la sua faccia che poi finirà in tutto il mondo, non la nostra faccia. E quindi è fondamentale che è fondamentale che la persona sia cosciente che appunto può esserci questa situazione e quindi è fondamentale per noi avere il suo consenso della persona che ci dice sì, vi racconto la storia perché voglio che venga conosciuta e quindi che io posso raccontare questa storia. E quindi prima di tutto mi presento e poi mi faccio raccontare dalle persone le loro storie e cerco di entrare nella loro vita perché solamente così posso raccontare la loro storia e la loro vita. E quello che spesso facciamo quando siamo lì è proprio cercare di farci invitare a casa loro. Possiamo andare a casa tua, ci racconti la tua storia, ci racconti la tua vita, entrare nelle loro case e passiamo spesso diverse ore a parlare con una singola persona magari per farci raccontare la sua storia, perché solamente così poi si riesce a raccontare effettivamente la storia della persona e la storia della storia grande che dobbiamo raccontare. Stavo vedendo altre immagini nel frattempo, abbiamo saltato un capitolo, magari ci torniamo dopo sulla Cina. Oltre alle radiazioni il mondo è ricco di inquinamento anche di altro tipo, no? In questo caso qua mi pare che sia a base di rame, diciamo così, che è legato più a una lavorazione del rame, giusto? No? Quindi tutta una serie di sversamenti, sempre in Russia mi pare. Esatto, qui siamo a Karabakh in Russia e qui è una zona sotto gli Urali, c'è un trittico di inquinamento pazzesco, penso sia una delle zone più inquinate al mondo, la zona di Chelyabinsk, dove c'è appunto questa fonderia di rame, con miniere di rame, che lavora da fine 800, chiaramente senza nessuna protezione, né filtri né niente, sversato tutto nell'ambiente. Era una cittadina questa che aveva 60.000 abitanti, oggi ne conta 16.000 circa, vedete che molte parti sono abbandonate, e lì è tutto colorato di arancione. Ci sono questi bellissimi fiumi arancioni, laghi arancioni, rossi, e non esiste quasi praticamente vegetazione perché è tutta bruciata dalla diossina e la popolazione che rimane è costretta a vivere in un ambiente veramente infernale.
Ovviamente qui non c'è alcun tipo di protezione dell'ambiente, e cosa che non c'è neanche a Magnitogorsk, che è un altro capitolo che vedremo di questo progetto. Magnitogorsk è la più grande acciaieria che c'è nell'ex Unione Sovietica. Per farvi capire, l'Ilva di Taranto ha 4.000 dipendenti, 4.000 lavoratori dentro, Magnitogorsk ne ha 60.000, per farvi capire l'estensione di questa acciaieria. Anche questa dal 1920-1930 lavora senza nessun tipo di filtro, protezione eccetera, sversa tutto nell'ambiente e quindi c'è un inquinamento gigantesco a livello atmosferico e di terreno. Le dimensioni dell'area, cioè perché noi parliamo dei centri, fonderie eccetera, però parlare di Lurari, la zona su cui insiste tutto questo inquinamento, come dimensioni, come potrebbe avere un'idea? Sono dimensioni molto molto grandi, nel senso che per esempio l'inquinamento che colpisce, che sparge Magnitogorsk è una città di 300.000 abitanti, una città molto grande, parecchio grande, e gira tutto intorno alla fabbrica, cioè la fabbrica che dà vita alla città. E l'inquinamento copre un'area penso grande come tutto il nord Italia, cioè tutto l'inquinamento che va in giro a causa di Magnitogorsk è grande almeno come tutto il nord Italia. E stessa cosa di Karabakh, e poi c'è anche l'altro capitolo che non ho menzionato, che è Mayak, sempre lì in quella zona, sono fortunatissimi, perché lì c'è stato uno dei più grandi incidenti nucleari della storia, sconosciuto, che appunto era tutta una serie di incidenti nucleari. Mayak è un reattore costruito nel 1948 per produrre il plutonio per la prima bomba atomica nucleare che poi è stata esplosa a Semipalatinsk, quindi c'è tutto un collegamento alla fine nei lavori, eccolo qua Mayak. Praticamente c'è questo reattore nucleare che dall'inizio ha sversato tutti gli elementi radioattivi, sia di bassa che alta frequenza e contaminazione, nell'ambiente, in un fiume. E quindi ha riversato tutto in un fiume, nel fiume Techa. Cosa succede? Che intorno agli anni 60 si accorgono che la maggior parte della popolazione lungo il fiume è iniziata a ammalarsi di tumori, leucemie, un po' di tutto. E quindi si accorgono di aver fatto una grandissima cavolata e quindi iniziano a non sversare più quelli ad alta radioattività, però continuano quelli a bassa radioattività e continuano tutt'oggi a riversare a bassa radioattività nel fiume. Poi nel 1957, per non farsi mancare niente, esplode un deposito di plutonio e quindi contamina una zona di 230 km quadrati, e nel 67 succede un altro incidente, nel senso che sversano nel frattempo gli elementi radioattivi di alta intensità nel lago Karachay attaccato alla centrale. E cosa succede? Che l'estate del 67 c'è una siccità enorme, il lago si prosciuga e arriva un tornado e alza tutta la polvere radioattiva, che è polvere di alta intensità radioattiva, quindi plutonio praticamente, e lo sparge per 400 km in giro per la zona. E quindi diciamo che ci sono tre componenti di incidente continuo, deliberato da parte del governo prima sovietico e adesso russo. Quella è una zona molto molto complicata. Credo che la Russia sia il luogo più complicato dove ho lavorato finora. Siamo stati arrestati un paio di volte lì e ci tengo a raccontare la storia della persona che ci ha aiutato a fare questo lavoro. Era un'avvocatessa che aveva un'associazione umanitaria che aiutava le vittime di Mayak a essere riconosciute come vittime e quindi a ricevere compensazioni poi dallo Stato. Ed era riuscita ad ottenere diverse compensazioni ed era riuscita a far riconoscere diverse vittime. Questa cosa comporta che poi
a un certo punto diventa estremamente pericoloso per il governo, perché lì ci sono milioni di vittime e quindi milioni di persone da compensare, e quindi a livello economico diventa un disastro per lo Stato. E quindi cosa succede? Che Nadiezda, questa persona, un avvocato eccezionale, viene incriminata come spia perché riceve dei fondi da associazioni estere per poter andare avanti come associazione umanitaria, viene incriminata come spia, e chi viene incriminato come spia, che adesso è all'ordine del giorno, rischi 15 anni di carcere. E quindi lei deve fuggire dalla Russia, proprio l'anno dopo che siamo stati noi, scappa dalla Russia e si rifugia in Francia, e adesso vive in Francia, ecco, è lei. Si rifugia in Francia e deve purtroppo abbandonare tutto il lavoro che aveva fatto alle vittime di Mayak. Mi ricordo il primo giorno che siamo arrivati da lei, siamo entrati in macchina da lei, e ci ha detto spegnete i cellulari, staccate le batterie se potete, da oggi in poi sapete che voi sarete seguiti dai servizi segreti come me. All'inizio pensavamo che fosse tipo film di spionaggio, ci mettesse un attimo di ansia per fare il personaggio, e poi ci siamo veramente accorti che era proprio così. Parlando a livello di progetto fotografico, no? Perché stiamo vedendo tutte zone bruttine che forse erano più belle una volta, ma a livello proprio di progettazione, quindi da dove ti viene l'idea di andare a vedere proprio quel posto, come lo organizzi, cioè quanto tempo ci metti prima di arrivare via, se hai già tutte, diciamo, le tappe prefissate, se ti muovi in base al sentimento, come funziona? Allora, i luoghi li scelgo in base a... Allora, il problema grosso è che ce ne sono centinaia. Infatti per questo dico che è un lavoro che non finirà mai, perché non ce la farò mai a finire tutti, purtroppo. E quindi per me rimane aperto, nel senso che andrò avanti con i vari capitoli finché ce la farò. E li scelgo in base alla possibilità di farlo, nel senso che magari riesco a trovare i contatti giusti per poter andare, e quindi chiaramente ho tutta una lista di posti che mi sono ricercato in questi anni dove andare, e in base alla possibilità di poterlo fare parto per quel posto. Generalmente prima di partire per un luogo, per progettare un lavoro ci vanno via circa 6 mesi. 6 mesi nei quali cerco di studiare in maniera più approfondita possibile l'argomento che andrò a raccontare, e cercherò di sapere il più possibile, e cercherò di avere anche i contatti migliori possibili per poter lavorare laggiù. Non parto mai senza contatti, nel senso che io parto sempre con tutto pianificato, nel senso che so già che quella persona che avrò contattato mi dovrà preparare praticamente il viaggio, nel senso le varie tappe. Gli dico dobbiamo andare qua, e qui c'è bisogno di questo permesso, tu riesci a ottenerlo, e quindi riuscire a ottenere anche vari permessi per poter andare, oppure dove non è possibile avere permessi trovare una maniera per entrare anche illegalmente, e quindi riuscire ad avere tutto estremamente pianificato. Questo perché ti permette poi di lavorare in maniera molto tra virgolette veloce lì, perché non perdi tempo a cercare le cose, sai già quelle che devi trovare. Ovviamente praticamente io parto con un canovaccio di storie, nel senso proprio come una sceneggiatura dove ho già la storia pianificata, quello che voglio raccontare, quello che voglio documentare. Ovviamente quando arrivo là capita a volte che le cose che conoscevi da qua poi là via cambiano, non sono esattamente come le avevano raccontate, sono diverse, non ci sono, oppure che arrivi là e trovi cose che non ti aspettavi minimamente, e quindi interessanti da documentare, e quindi cambio la storia in base alle situazioni che trovo o non trovo. Mi dicevi che il periodo poi di permanenza lì è circa un mese, di più o meno, e in alcuni casi torni anche più volte, mi pare che c'è che insomma i casi in cui hai avuto problemi con le autorità eccetera, poi come fai a tornare? Torni? Sei persona non grata? Ti è mai capitato? Mi è capitato in Bielorussia,
capitato in Bielorussia, mi è capitato in maniera molto strana, per fortuna quando avevo finito il lavoro in Bielorussia, nel senso io l'ho finito nel 2007 e mi è capitato non la via ma qua in Italia, nel senso che a una conferenza proprio di questa associazione umanitaria di Pordenone era stato invitato l'ambasciatore bielorusso e la direttrice dell'associazione dice vieni ti presento l'ambasciatore bielorusso. Io dico no, non presentarmelo per favore, non voglio assolutamente, per carità. E anche in Bielorussia ero stato arrestato all'epoca in uno dei viaggi e a sorpresa invece me lo presenta, nel senso me lo trovo nella schiena, mi giro e mi fa Pierpaolo, questo è l'ambasciatore bielorusso. Molto piacere, faccio veramente molto piacere. E lui mi dice solamente sì, sappiamo che lei si ricordi che lei non è grato in Bielorussia. E io dico grazie dell'informazione, terrò presente quello che ha detto. Sei ritornato poi. E poi gli ho detto sinceramente se non sono grato a questo punto mi fa piacere, perché vuol dire che il lavoro l'ho fatto bene. E dopodiché sono rientrato in Bielorussia nel 2016 o 2017 per 2 giorni insieme a Mondo in Cammino e non mi è successo niente, quindi per fortuna forse si sono dimenticati. Nessun blocco alle frontiere, soprattutto molto segnaletica. No, diciamo che molto probabilmente tempo passa e si sono dimenticati. Tanta Russia in questi progetti, o comunque paesi dell'ex-Unione Sovietica, Cina, abbiamo visto, adesso fra un po' probabilmente torneremo a vedere, il Giappone e in Italia? Allora, in Italia ci sono molti posti inquinati in Italia, purtroppo. Diciamo che io ho scelto di fare soprattutto paesi all'estero per 2 motivi. Uno, perché finché ce la faccio vado lontano, poi quando sarò vecchietto mi inizierò a muovere qua vicino, quando non ce la farò più a viaggiare. Quindi un motivo molto pratico. E l'altro motivo, anche perché sono luoghi parecchio impegnativi dal punto di vista fisico. L'altro motivo è perché per fortuna, tra virgolette, nonostante il grande inquinamento che abbiamo in Italia, perché ne abbiamo veramente tanto, per fortuna non ha le dimensioni che ci sono all'estero, e soprattutto negli ex paesi dell'Unione Sovietica, nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Ci sono delle zone che rischierebbero di far cadere le nostre zone inquinate come minime, è cosa che non voglio assolutamente rischiare. Come vi dicevo prima, l'Ilva di Taranto ha creato un inquinamento pazzesco in Italia, è un problema gigantesco in Italia, ma se lo paragoniamo a Magnitogorsk diventa un problema piccolo, ma non è piccolo per noi, è un problema molto grande e quindi il rischio di paragonare queste cose è molto pericoloso, perché appunto c'è una vastità di inquinamento all'estero che è qualcosa di inimmaginabile per noi. Quindi per questa cosa ho scelto di non mai mischiare o di inserire dentro qualcosa di Italia, perché rischierei di creare un problema a noi, nel senso di ridurlo a una cosa piccola, cosa che non è assolutamente. Tu nasci come fotografo, però negli ultimi anni hai iniziato a affiancare alla fotografia come strumento, diciamo, anche la parte filmica. Quindi se ogni tanto in una produzione hai fatto dei film, dei cortometraggi, dei lungometraggi, uno di questi è disponibile anche su Amazon per chi volesse vederlo, poi magari se vuoi ricordare il titolo e come. Come mai l'aggiunta del video e come ti cambia l'approccio? Riesci a fare entrambe le cose contemporaneamente nello stesso viaggio oppure il linguaggio è diverso e fai fatica a unire le 2 cose? Allora, col video inizio nel 2013, quando andiamo in Russia appunto, e inizia a appassionarmi molto il video perché è un linguaggio secondo me molto più completo della fotografia, diverso e più completo, nel senso che la fotografia dal mio punto di vista
come fotografo ritengo che la fotografia non è vero che racconta tutto, assolutamente. Chi dice che la fotografia racconta tutto, no, zero. La fotografia ha sempre bisogno di una spiegazione dietro. Se io non vi spiego che quello è un cratere fatto da un test atomico, voi non lo capite. Quindi la fotografia ha bisogno di una didascalia, ha bisogno di un testo, ha bisogno di una spiegazione per poterla capire. Il video è un linguaggio molto completo perché ha tutte queste cose insieme e quindi ti permette attraverso il video di raccontare l'argomento che abbiamo scelto, eccetera, eccetera, in maniera molto molto completa e di raccontare anche tutto quello che c'era dietro, la storia, eccetera, eccetera, senza l'utilizzo ovviamente del testo come si fa in fotografia. Quindi da quella parte mi appassiona molto perché è un linguaggio molto completo, immediato. Se vogliamo, il vantaggio della fotografia è che è un po' più immediata a livello emotivo, nel senso una bella fotografia ti colpisce subito, una fotografia forte ti colpisce subito, ti fa entrare subito nella storia, ti fa incuriosire molto e ti fa poi andare avanti nella lettura della storia. E il video, essendo immagini in movimento, è più facile da vedere, ma può colpire anche meno. Mi appassiono molto al video e quindi mi piace farlo, poi diventa anche una necessità in questo momento di fotogiornalismo, nel senso che il mondo del fotogiornalismo negli ultimi anni è cambiato tantissimo, negli ultimi anni è molto più richiesto il video della fotografia. Chiaramente tutte le testate giornalistiche sono trasferite online, tutte stanno morendo praticamente, quelle cartacee, e si sono trasferite nella parte online e nell'online utilizzano molto i video perché i video sono soprattutto video brevi da 3 a 5 minuti perché le persone più di tanto generalmente non vanno oltre, nel senso l'attenzione decade dopo quei 3 minuti famosi di solito, alcuni anche dopo 30 secondi, però diciamo che generalmente 3 minuti li reggiamo. E quindi è molto richiesto il video e quindi anche a livello economico per poter supportare questa attività il video diventa molto utile per poter poi rientrare con le spese e poi pagarsi la professione, oltre al fatto che ritengo appunto che il video è molto bello. Come lo gestisco? Praticamente ormai dal 2013, quando siamo partiti per la Russia, anzi prima anche da Fukushima, viaggio sempre insieme ad Alessandro Tesei, un collega videomaker col quale lavoro ormai da sempre e col quale siamo andati anche in Ucraina a dicembre, e lui fa video, fa solamente video, io generalmente faccio foto e una parte video, quindi gestiamo la parte video insieme. E come gestisco la cosa? Generalmente tecnicamente ho 2 corpi macchina, uno dedicato al video e uno dedicato alle fotografie, e quindi gestisco le 2 parti in maniera molto separata. Gestisco bene perché tanto so che c'è il mio collega che eventualmente copre quando devo fare le foto. Cambia molto l'approccio mentale perché è totalmente diverso e questo è molto complicato seguirlo, nel senso che la fotografia chiaramente è un'immagine ferma e quindi devi sapere bloccare l'attimo che ti interessa e quindi guardare l'immagine ferma. Il video invece è in movimento e quindi tu devi avere la testa che va in movimento e quindi devi switchare continuamente tra il fermo e il movimento, fermo-movimento. Questo crea dei seri danni psicologici ai fotografi videomaker, questo è consapevole, però porta anche grandi soddisfazioni. Già crea problemi passare dal bianco e nero al colore, che tu usi anche questo passaggio, non hai fatto una scelta solo colore o di fotografia o solo bianco e nero, tu vedo che mescoli le 2 cose, no? Allora, il bianco e nero diciamo che l'ho usato tantissimo nella mia prima parte di vita fotografica, mi appassionava tantissimo, mi piaceva tantissimo, e poi dal 2007-2008 ho iniziato a usare il colore, sia perché ho iniziato a chiaramente documentare luoghi inquinati dove il colore diventa fondamentale, perché sennò come faccio a far vedere i fiumi arancioni se non ho il colore? E quindi per me diventava fondamentale anche il colore come linguaggio.
e sia anche perché per una questione anche, se vogliamo, di vendita, nel senso che adesso le testate giornalistiche chiedono tutto a colore, bianco e nero, non lo pubblicano quasi mai. Quindi anche se uno vuole avere una professione sostenibile, deve adattarsi anche a queste situazioni. Parlavi prima di fotogiornalismo e di mercato fotogiornalistico. È indubbio che negli ultimi 15 anni è cambiato tutto. Si va in una direzione in cui il mercato chiede sempre più materiale, a sempre minor costo. La domanda è come si riesce a gestire una situazione da parte tua, quindi di un fotografo che deve partire da una zona e deve andare lontano, quindi con delle spese, a documentare una situazione quando magari in quel posto ci sono già dei fotografi, delle persone, se non fotografi, con uno smartphone, con un'attrezzatura anche molto più semplice della macchina fotografica, che possono produrre il materiale, cioè quanto il gap sforzo e ritorno economico funziona questa cosa? Allora, la fotografia è cambiata tantissimo con l'avvento del digitale, anzi è cambiata totalmente, nel senso è anche il fotogiornalismo. Esempio, il fotogiornalismo fino che c'era la pellicola era una fotografia d'élite, nel senso che erano pochi quelli che si potevano permettere di fare fotogiornalista perché le pellicole costavano. E quindi o avevi dietro appunto un assegnato dove ti davano le pellicole e tutto il materiale, oppure dovevi comprarti le pellicole, una spesa non indifferente, eccetera, eccetera. E quindi era un po' qualcosa di nicchia, solamente per pochi, tra virgolette, letti. E con l'avvento del digitale una cosa che democraticamente finalmente è successo è che la fotografia è diventata a portata di tutti, cioè tutti possono fotografare. Tutti possono avere una macchina digitale e fotografare, perché tanto le schede di memoria non costano e fotografare non costa più di tanto. E quindi, da questo punto di vista, positivamente sono nati tantissimi fotografi in paesi cosiddetti del terzo mondo, fotografi bravissimi, ma veramente bravissimi. E questo ha creato chiaramente che gli assegnati non vengono più dati ai fotografi europei. Una volta per documentare la guerra in Iraq veniva mandato un fotografo dall'Europa a documentare la guerra in Iraq e quindi l'assegnato veniva spedito a lui. Oggi no, le testate chiamano un fotografo iracheno, bravissimo, che sa fare un lavoro eccezionale, che conosce pure la lingua, conosce pure il luogo, non ha bisogno del fixer, quindi non ha bisogno di grandi spese, vive con lo stipendio alla via, quindi uno stipendio molto basso, non ha bisogno di assicurazioni, viaggi, eccetera, eccetera. Quindi all'agenzia o alla testata giornalistica costa 10 volte meno. Questo chiaramente ha creato da una parte positivo lo sviluppo di una fotografia che mai avremmo visto, cioè di persone di grandissimo livello che sono salite per fortuna. Dall'altra chiaramente ha tagliato le gambe a tantissimi fotografi dalla nostra parte e quindi diventa da una professione che una volta era sostenibile adesso è diventata una professione difficilmente sostenibile. Il 90% di chi fa questo mestiere fa anche altro, nel senso si mantiene facendo altre cose, pubblicità, facendo matrimoni, facendo fotografia still life, facendo altre cose, insegnando fotografia, eccetera, eccetera. Quindi ci sono altri modi, sono pochissimi, veramente pochissimi, quelli che vivono di questo mestiere e chi vive veramente di questo mestiere è una vita, vi assicuro, estremamente complicata perché sei tutto l'anno in giro, non sei mai a casa e quindi io tutti quelli che conosco, ne conosco parecchi fotografi di altissimo livello, bravissimi che fanno questo mestiere proprio facendo solamente questo, vi assicuro che sono degli squilibrati totali. Perché non puoi avere un equilibrio, nel senso non hanno famiglia, non hanno affetti, non hanno oppure li portano avanti con una fatica enorme, perché hanno i figli magari, ma li vedono 10 giorni all'anno. Quindi è una situazione molto molto difficile, è una vocazione, perché questo mestiere è una vocazione, non si fa per altro, perché solamente per vocazione lo puoi fare perché
è un mestiere estremamente complicato, difficile e duro, e quindi devi avere una forte vocazione per farlo, e questo ti porta a superare tutte queste difficoltà e a vivere anche questo tipo di vita molto complicata. E tu in particolare come riesci a finanziare questo tipo di spedizioni? Io diciamo che ho gestito la mia vita in maniera diversa, nel senso che molti fotografi, appunto come dicevo, al 90% fanno altro in fotografia, fanno fotografia commerciale, fanno fotografia still life, fanno matrimoni, eccetera. Io non riesco a fare assolutamente quel campo lì, nel senso che ci ho provato, ma non è il mio, nel senso mi ammazza proprio dentro. Per me la fotografia è solamente il fotogiornalismo, reportage. E infatti io la macchina fotografica la prendo in mano solamente quando parto per fare quello, se no è chiusa dentro il cassetto, non la uso mai. E quindi non riesco a fare assolutamente quello che fanno gli altri fotografi per mantenersi. Io faccio tutt'altro per mantenermi, e negli ultimi anni per fortuna mi va bene questo mestiere, e quindi riesco a vendere parecchi servizi, riesco a vendere parecchi video, e quindi si autofinanzia il lavoro anche attraverso quello. Il rapporto con il mercato italiano rispetto al mercato estero, come, se ci sono differenze, se il tuo lavoro viene dal punto di vista professionale, sto parlando, quindi al di là del pubblico delle serate, ma proprio dal punto di vista, quindi le riviste o le emittenti, eccetera, se viene valorizzato nello stesso modo, sia dal punto di vista di riconoscimento del lavoro che fai, sia dal punto di vista economico, se ci sono differenze. Ci sono delle differenze abissali tra l'Italia e il resto del mondo, purtroppo in tutti i campi. Nel fotogiornalismo tantissimo. Nel senso che io per fortuna ho veramente la fortuna di poter lavorare con testate internazionali molto grosse, National Geographic, Der Spiegel, Die Zeit, tanti altri. E quindi lavoro soprattutto con l'estero più che con l'Italia, perché c'è proprio un problema di lavoro in Italia, nel senso che all'estero lavoro in una maniera seria. Quando ti contattano per un lavoro ti dicono devi farmi questo, vogliamo quel tuo lavoro, e ti pagano in maniera appropriata per quello che fai. In Italia testate giornalistiche le più quotate, Corriere della Sera, Repubblica, per citarne qualcuna, banalmente mi è capitato non so quante volte che mi contattano, senti vorremmo la tua foto di Carabash, ci serve assolutamente, sì va bene, però sì, non ti preoccupare, mettiamo il tuo nome. Vorrei vedere che non metti il mio nome, non ho capito. Sì, metti il mio nome, ma quanto me la paghi? No, ma non abbiamo budget. Io rispondo, non c'ho la foto per te, se non c'è budget. E questo è il livello italiano. E quindi, a parte l'Espresso che paga regolarmente, una rivista da quel punto di vista ancora seria, o internazionale, la maggior parte delle testate italiane ragionano così, cioè prendere le foto gratuite come se noi lo facessimo per hobby. Spesso diciamo, la motivazione che adducono è che non c'è il budget, come dicevi tu prima, no? Effettivamente, vabbè, questo sarebbe un campo completamente diverso, il discorso dell'informazione, dove va e come può fare per autosostenersi, ma una piccola parentesi, il mondo giornalistico italiano, soprattutto online a questo punto, e quello all'estero, le differenze di sostentamento dei diversi tipi di approcci, quali sono? Allora anche lì, tanto per vedere se è proprio vero che non c'è budget in Italia, e all'estero come fanno? Allora all'estero sono partiti con online tanto prima, nel senso che testate giornalistiche all'epoca l'hanno vista lunga, nel senso che hanno capito che l'editoria sarebbe morta con la cartacea, e quindi hanno iniziato a investire tantissimo nell'online. Testate come il New York Times, National Geographic stesso, eccetera, eccetera, hanno iniziato a investire molto sull'online fin dall'inizio. In Italia siamo arrivati 10 anni dopo, e questo sicuramente ha creato un problema, nel senso che poi devi rincorrere sempre il tutto e non ci arrivi mai, perché sei partito dopo gli altri. Oltre a quello c'è proprio una questione di mentalità. Io non so, andate a vedervi il sito del New York Times,
e andate a vedere il sito dell'Espresso, che l'Espresso è una delle maggiori riviste italiane. Il sito del New York Times è un sito estremamente efficace, bellissimo, fatto benissimo, interattivo, eccezionale. Il sito dell'Espresso sembra fatto da mio cugino, cioè anche lì capisci la mentalità, nel senso che naturalmente l'hanno fatto a basso costo e quindi è totalmente inservibile, nel senso che è un problema navigarci, è un problema vedere le cose, le gallerie fanno schifo, le gallerie fotografiche, questo è la maggior parte dei siti italiani di informazione. E quindi capisci anche lì proprio il livello, nel senso che c'è chi investe soldi per poi avere ritorno, perché poi il ritorno, come ce l'hanno le grandi riviste? Ce l'hanno con gli abbonati, perché chiaramente se una rivista è bella, ha contenuti, uno si abbona, e con la pubblicità. Il New York Times ha fatto un fatturato quest'anno mostruoso, infatti si può permettere di mandare fotografi, adesso guardate la guerra in Ucraina, mandare fotografi, decine di fotografi pagati, strapagati, per andare a documentare le varie cose in giro per il mondo, perché ha un budget notevole proprio perché ha investito tanto all'inizio. Torniamo sull'argomento, Chernobyl, restando però nel campo del finanziamento, perché so che più di qualche volta forse, o solo una volta, non mi ricordo, hai portato persone con te a Chernobyl per fare dei workshop di fotografia di Chernobyl. E allora la domanda che mi sorge spontanea è: che tipo di persone viene a Chernobyl per fare questa esperienza? Qualcuno che vuole imparare a fare il mestiere di fotogiornalista? Curiosi? Allora, prima che scoppiasse la guerra, avevo iniziato negli ultimi 2 o 3 anni a organizzare dei workshop a Chernobyl, nel senso che insegno fotografia, insegno in diverse scuole in Italia e mi interessava anche insegnare sul campo fotografia, perché mi piace proprio. E chiaramente mi era venuta l'idea, conoscendo molto bene la zona di esclusione, avendo tutti i contatti, avendo conoscenze, eccetera, eccetera, di organizzare dei workshop alla via per fotografi. E quindi ne ho organizzati, mi pare, 7-8 prima che scoppiasse il casino. E chi veniva? Venivano, la maggior parte erano persone che erano interessate a vedere se potevano affrontare questo mestiere, cioè imparare il mestiere. Poi c'era il 10%, magari 1 o 2 persone che erano interessate più che altro a Chernobyl, e quindi a farsi un viaggio a Chernobyl. Però la maggior parte erano fotografi alle prime armi o anche semi professionisti, perché ne ho avuto qualcuno veramente molto bravo, già ad alto livello, che erano interessati a intraprendere questo mestiere. E quindi durante il workshop chiaramente avevo la possibilità di lavorare sul campo e quindi di raccontare, di spiegare come si lavora effettivamente in determinate situazioni. Ed è una cosa che hai replicato, pensi di replicare anche in altre zone? Allora, per adesso no, nel senso che faccio workshop vari in giro, l'ultimo l'ho fatto alla scuola di mosaico di Spilimbergo l'altro anno perché mi era stato chiesto. E diciamo che in questo momento no, perché non ne ho proprio il tempo materiale, nel senso di tutto il tempo che ho lo investo nei vari viaggi che devo fare per poter realizzare questi lavori. Chernobyl quella volta mi interessava perché era un modo anche per finanziare il progetto, nel senso che andavo su con i corsisti, poi mi fermavo altri 15 giorni e andavo avanti con il mio progetto. E tu sei particolarmente legato all'Ucraina. Dopo 30 viaggi a Chernobyl uno credo si affeziona un po' anche alla terra. Ultimamente sei stato su per documentare non più Chernobyl ma la situazione attuale. Sì, all'Ucraina sono legato molto, nel senso che la considero veramente come una seconda casa. Sono dal 2002 che ci vado su, quindi 20 anni ormai, ho tantissimi amici da via, tantissime persone che conosco, e quindi quando è scoppiata la guerra per me è stata una tragedia proprio personale.
E quindi adesso a dicembre io e Alessandro Tesei siamo andati su, siamo partiti, come vi dicevo, io ho cercato fin dall'inizio di poter ritornare a Chernobyl per raccontare il post russo, dopo l'uscita della Russia, ma non mi è mai stato concesso il permesso, proprio perché non lo concedo. E quindi poi abbiamo deciso di andare su a dicembre prima per incontrare e raccontare la vita delle persone che io conosco, cioè delle persone che in tutti questi anni ho conosciuto, e quindi raccontare la loro vita attuale. E alla fine la storia che abbiamo raccontato è come vivono adesso le persone in una condizione senza elettricità, senza acqua, senza riscaldamento, con l'avvicinarsi dell'inverno. Quando ero su io di notte faceva -10, quindi c'era proprio inverno. A gennaio-febbraio arriva anche a -20, quindi è una situazione estremamente complicata per la popolazione locale che deve vivere in condizioni molto molto difficili. E le difficoltà maggiori sono nelle città, perché nelle campagne ormai sono abituati da sempre a vivere, hanno la stufa in casa, vivono con la legna, si scaldano con la legna, hanno il pozzo dell'acqua, quindi hanno sempre avuto un certo tipo di vita sostenibile, chiamiamola così. Nelle città è diventata insostenibile, perché nelle città, quando abiti in un palazzone di 20 piani, immaginate se non c'è l'elettricità, già farvi le scale avanti e indietro diventa, giusto per dire. Ma non potete fare nulla, nel senso che non c'è riscaldamento, quindi fa freddo, non potete neanche tirare l'acqua del bagno perché non c'è l'acqua, non potete cucinare di niente, e quindi diventa estremamente complicato, oltre al fatto che a Kiev cadono missili ogni 1x2, e quindi la popolazione continua a vivere spostandosi da andare al lavoro ad andare nel rifugio, andare al lavoro ad andare nel rifugio, perché arriva l'allarme e arrivano i missili da parte russa. Quindi è una situazione estremamente complicata. Fa parte di un progetto che stai preparando, più è stata una cosa così mosso molto da quello che è il sentimento, l'attività? No, sicuramente andrà avanti, nel senso che chiaramente questa storia adesso uscirà, verrà distribuita da Parallelo Zero, l'agenzia che distribuisce i miei lavori normalmente, però sicuramente è una storia che continuerò, perché sono abituato a lavorare su storie a lungo termine, non a spot, non mi piace proprio, e quindi quando inizio una storia, quando inizio a raccontare una storia, voglio ampliarla sempre di più. E in questo momento c'è tantissimo da raccontare, quindi sicuramente torneremo su per andare avanti con queste storie. Sì, solo per dire che questa sera noi ci siamo focalizzati sul tuo lavoro, che sono le zone più inquinate del pianeta, però in realtà tu hai anche tutta un'altra serie di progetti fotografici che non riguardano semplicemente l'inquinamento. Adesso sono vari, non andiamo a approfondirli perché andiamo verso le 10:30, e mi piacerebbe lasciare più spazio dopo le mie domande alle domande magari delle persone qui in platea. Se c'è qualcuno che vuole, se ha qualche domanda particolare da fare, basta alzare la mano e arrivo subito con il microfono. Esatto, sono alzate un po' le luci. Non so se c'era un capitolo particolare su cui vorreste soffermarvi, magari di vedere le foto con qualche spiegazione, oppure se avete delle domande più a livello tecnico-pratico, anche dal punto di vista fotografico, visto che insomma, siamo un'associazione fotografica, quindi magari può essere interessante anche approfondire cose che io non ho ritenuto chiedere. Insomma. Il primo coraggioso, il primo almeno che ho visto, è Colin, arrivo. Anzi, se riesci a uscire così. Eccomi qua, buonasera. Complimenti prima. Io sono straniero, quindi non so se riesco a formare bene la domanda, ma proviamo. Hai detto prima che collabori anche con associazioni umanitarie. I servizi sono venduti anche ai giornali. Volevo capire una domanda di motivazione.
immagino che tu fai questo lavoro per provocare un cambiamento. Vorrei sapere se in questi 20 anni riesci a vedere qualcosa di positivo da quello che fai, che ti dà speranza, anche piccolo o grande. E che cos'è che perché è un lavoro molto difficile, molto importante, che cos'è che ti dà continuamente questa motivazione per andare ancora? Allora, sì, questo è un mestiere che si fa per motivazione, non per passione e motivazione, no? Non sicuramente per soldi o chissà cosa, e si fa solamente per quello, proprio perché le difficoltà che hai da affrontare sono talmente tante che se non hai la motivazione e la passione non le fai. E quindi parte da quello, assolutamente. E diciamo che la mia motivazione spesso è un'incazzatura, cioè io leggo una situazione, una storia e mi incazzo come una bestia, dico non possono esserci queste situazioni qua, e quindi parto da quello, è qualcosa che mi muove dentro e voglio andare a raccontare questa storia per cercare di cambiare le cose. Non sono un utopista, so benissimo che le cose non si cambiano, nel senso che il mondo va come deve andare, e perché è proprio l'umanità che è fatta così purtroppo, e va anche peggio di come andava 20 anni fa, stiamo andando giù a rotoli, proprio giù per il burrone. Però in questi 20 anni ho visto che alcune cose piccole, come dicevi tu, piccole cambiano, nel senso che magari riesci a cambiare la vita di una persona, la vita di una comunità, e per me è un risultato enorme. Cioè quando io cambio la vita di una persona, questa persona ha la possibilità di avere una vita migliore, una comunità ha la possibilità di avere una vita migliore, una visibilità o cambiare una situazione, questo è il risultato che dobbiamo sperare tutti noi come fotogiornalisti, riuscire a fare quello, cambiare la storia. Poi non credo che saremo noi fotogiornalisti a farlo, anche perché non è il nostro compito. Il nostro compito è quello di portare l'informazione, di raccontare l'informazione, poi l'opinione pubblica che dovrebbe cambiare le cose, quindi informata, l'opinione informata, correttamente informata, riuscire poi a cambiare le cose. Noi siamo un tramite, siamo solamente un passaggio dell'informazione più corretta possibile verso il nostro mondo. Noi facciamo quello. Buonasera, grazie mille. Domande che volevo fare sono due, sono anche collegate. C'è qualche tipo di analisi di tipo medico che dovete fare prima e dopo di andare? E l'altra è, se c'è, nonostante appunto si facciano questi bei reportage, per cui appunto faccio i complimenti, se c'è la paura di ammalarsi per comunque inseguire questa passione facendo i viaggi. Allora, le analisi, mi è capitato di fare delle analisi, penso la prima o seconda volta che ero andato a Chernobyl e la prima volta che ero andato a Fukushima, nel senso che ci sono delle macchine per rilevare le radiazioni, si chiamano degli spettrofotometri, sono delle sedie dove ti siedi e misurano la contaminazione interna. L'avevo fatto sia a Chernobyl che a Fukushima, più che altro per curiosità, sinceramente, non perché mi era stato proposto la via e quindi mi sono seduto per curiosità. Avevo una contaminazione minima, secondo loro non rischiosa, dal mio punto di vista qualsiasi tipo di contaminazione è rischiosa, non è la quantità minima, è un fattore molto molto complesso la radiazione, dipende da tantissimi fattori, e quindi alla fine non è che facciamo analisi, nel senso che questo mestiere lo fai perché ti piace, lo fai perché è una passione. Se stai a pensare che rischi la vita, o non lo fai e quindi elimini la tua passione, o non ci pensi, punto e basta. Il rischio c'è come in tutti i lavori, c'è chi lavora in fabbrica e rischia di tagliarsi le mani o finire schiacciato. Quanti incidenti sul lavoro capitano ogni giorno in Italia,
Il rischio c'è in tutte le cose, il rischio di morire di incidente stradale, il rischio di morire di qualsiasi cosa. Quindi se stai a pensare a queste cose, alla fine non fai più niente. Quindi ovvio che in determinate situazioni il rischio può essere maggiore rispetto a una situazione normale, però non lo stai a pensare, lo devi calcolare, lo devi affrontare sapendo come affrontarlo, in modo da ridurre al minimo le possibilità, però lo fai perché è la passione che ti muove dentro. È troppo grande questo teatro. Grazie. Ciao Roberto. Ciao Pierpaolo, complimenti come sempre, complimenti anche a chi ha organizzato la serata. Allora, ti seguo da molti anni e rivedere queste foto mi manda a casa contento per averti rivisto, ma mi manda a casa scontento perché le cose, come dicevi, tendono a ripetersi e anche a peggiorare. Vorrei che sottolineassi una volta di più, perché adesso con la crisi energetica, con quello che sta succedendo, la fusione fredda, la fusione calda, quella tiepida e viva, ce l'abbiamo fatta, fra poco bruceremo l'energia e avremo tutto praticamente gratis, no? Ma vorrei che ripetessi, l'avevi già detto in altre occasioni, l'hai accennato anche questa sera, l'atteggiamento che hanno avuto nei confronti dell'incidente nucleare il governo di allora sovietico, che vabbè, era la dittatura, il comunismo malato, marcio, che ne ha combinate di tutte, di ogni, e l'abbiamo visto anche perché i siti più contaminati ce ne sono 3, 4, ce n'è parecchi. E confrontandolo con quel che è successo in Giappone, dove c'è un governo democratico, però l'atteggiamento è stato, ecco, io se ribadissi questo concetto magari sarebbe utile a noi, che dopo lo riporteremo verso altri e al di fuori. Grazie. Allora, l'argomento nucleare a me ha appassionato tanto, tra virgolette appassionato, proprio perché quando ho iniziato a occuparmi di cellule ho scoperto un mondo dietro spaventoso, un mondo fatto di menzogne, di falsità, di disinformazione totale, e tutto per mantenere un sistema economico-politico che gira intorno al nucleare civile, che è legato al nucleare militare. Ovviamente sono due cose estremamente legate. Il nucleare civile esiste solamente perché è interesse del nucleare militare. Attraverso le centrali nucleari civili viene prodotti i materiali fissili che poi verranno utilizzati per produrre le testate atomiche. Quindi il nucleare civile è stato spacciato per utile solamente per una questione militare. E oltre a questo, tutto quello che ruota intorno al nucleare è un segreto chiaramente militare, e quindi tutte le informazioni che devono essere di conoscenza pubblica, di sanità, di ambiente eccetera, vengono segretate perché è un segreto militare. Vi faccio un esempio di quello che c'è dietro proprio il nucleare. Quello che ho scoperto in questi anni attraverso l'associazione, attraverso Massimo Bonfatti, il mio carissimo amico che purtroppo è mancato da non molto, che era il fondatore di Mondo e Cammino, e col quale abbiamo combattuto questa disinformazione pazzesca che c'è sul nucleare, e cose che abbiamo scoperto dietro al nucleare. Pensate che c'è una legge, la legge VH 1240 si chiama. Vi spiego questa cosa perché dà l'idea di quello che è il nucleare. Quindi tutto quello che voi sapete del nucleare generalmente è una grandissima menzogna, una balla colossale. Perché? Vi spiego. Esistono due entità, l'AIEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono due entità dell'ONU, che sono tenute, come tutte le entità dell'ONU, come tutte le associazioni dell'ONU, a collaborare tra di loro.
perché chiaramente, soprattutto quando sono argomenti di mutuo interesse. Ovviamente il mutuo interesse tra l'AIEA e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica si occupa di due cose fondamentali. Uno, disarmamento delle armi atomiche, quindi il controllo delle armi atomiche. Due, sviluppo del nucleare civile. E si occupa di sviluppo del nucleare civile, cioè produrre, vendere nucleare, tra virgolette. E l'OMS, sapete, si occupa di sanità, di studi sulle condizioni sanitarie, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che nel 1958 viene approvata questa legge VH 1240, che è un mutuo accordo tra l'OMS e l'AIEA, che si trova nel sito dell'ONU, non è una roba nascosta che l'ha scoperta Pinco Pallo e che non si sa da dove viene, è nel sito dell'ONU, è un accordo, legge VH 1240, che praticamente cosa succede? Che quando c'è un argomento di mutuo interesse tra le due parti devono collaborare, e per farla breve, e l'AIEA, essendo l'associazione più potente dell'ONU, ha il governo su tutte le altre. E quindi praticamente quando un argomento interessa l'AIEA ha la possibilità di veto delle informazioni che ci sono per il suo interesse personale. Cosa succede? Che quando scoppia Chernobyl, chiaramente l'OMS inizia a studiare gli effetti delle radiazioni sulla popolazione e quindi inizia a pubblicare studi sugli effetti delle radiazioni. L'AIEA vende nucleare civile, e quella è la seconda funzione dell'AIEA, e quindi si ritrova ad avere l'OMS, cioè a casa propria, qualcuno che sta remando contro il suo interesse. E questa cosa scoppia incredibilmente nel 2006, quando c'è a Vienna il Chernobyl Forum, viene chiamato, dove appunto l'OMS presenta tantissimi studi scientifici fatti nel 96, per 10 anni, presenta tantissimi studi scientifici fatti su Chernobyl, dove presenta appunto un aumento spaventoso delle patologie, problematiche, eccetera, inquinamento, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che l'AIEA blocca gli studi, li secreta e spariscono dalla faccia della terra questi studi, per farvi capire cosa c'è dietro, nel senso che è l'AIEA che governa, e quindi qualsiasi studio che viene fuori che va contro questo lavoro viene fatto sparire. E quindi tutto quello che gira intorno al nucleare è coperto da una menzogna gigantesca, come fanno credere banalmente che il nucleare è l'energia più economica e sostenibile. È una balla colossale, perché basta fare un po' di calcoli spiccioli, banali, per farvi capire, perché i calcoli si fanno veramente, nel senso che si possono fare i calcoli veramente e capire quanto costa l'energia al kilowattora esattamente, ma per farvi capire banalmente quanto può costare l'energia nucleare, noi confrontiamo l'energia prodotta, cioè il costo prodotto dell'energia da pannello solare, da energia nucleare, da eolico, eccetera, eccetera, senza contare tutti i costi che ci sono dietro, che chi li paga, per quanto riguarda l'energia nucleare, li paga lo Stato. Nonostante siano società private che gestiscono le centrali nucleari, che quindi hanno il guadagno dell'energia elettrica, tutti i costi vengono pagati dallo Stato, cioè da noi, contribuenti. Banalmente, una centrale nucleare per essere costruita costa attualmente dai 12 ai 15 miliardi di euro, di ultima generazione, dai 12 ai 15 miliardi di euro, e ci si mette generalmente adesso dai 10 ai 15 anni a costruirla, quindi anche quando mi dicono che l'energia nucleare bisogna investire in nucleare, ma se ci va bene sarà pronta tra 15 anni le centrali nucleari, non adesso, quindi i tempi sono biblici. E attualmente c'è uno in costruzione in Francia, il reattore Phoenix, che è da 15 anni in costruzione e non se ne vede la luce perché ha un sacco di problemi di progettazione, è già arrivato a 12 miliardi di costo, oltre al costo di costruzione. Dopodiché c'è un costo di smantellamento della centrale nucleare che non viene mai calcolato,
sul costo della bolletta, perché tanto lo paga lo Stato. Nel senso che Chernobyl, esempio, i 3 reattori, ma questo tutte le centrali nucleari, i 3 reattori che hanno continuato a funzionare fino al 2000 a Chernobyl, perché uno è esploso, gli altri 3 hanno continuato fino al 2000 a funzionare, sono stati messi in fase di spegnimento, sono spenti, ma prima di poter smantellare una centrale nucleare devono passare 65 anni. Questo è il tempo di decadimento degli elementi più radioattivi all'interno del reattore per poterla smantellare. In questi 65 anni il personale va pagato perché deve mantenere la centrale in sicurezza. Quindi per 65 anni non produce nulla, è solamente un costo, e il personale viene pagato da chi? Dallo Stato, non dalla società che dà la gestione. Quindi è lo Stato che si occupa di queste spese. Oltre a questo, il problema delle scorie. Le scorie nucleari adesso in Italia stanno cercando di trovare un posto unico che non troveranno mai per mettere le scorie nucleari da qualche parte, e queste scorie banalmente devono essere tenute in sicurezza per almeno 200.000 anni, minimo 200.000 anni. Significa pagare personale per 200.000 anni per mantenerle in sicurezza. Questi sono i costi nascosti che ci sono dentro il nucleare, che non vengono calcolati perché tanto li paga lo Stato. Quindi lo Stato li paga con i nostri soldi. Quindi quando raccontano che il nucleare è un'energia economica, non è vero, assolutamente, è l'energia più costosa in assoluto della storia umana, in assoluto. Pensate voi mantenere un deposito per 200.000 anni, non sappiamo neanche cosa ci sarà tra 200.000 anni, banalmente. Oltre a quello, sicurezza, l'abbiamo già visto, Chernobyl, Fukushima, Mayak, la sicurezza non esiste perché è nella mano dell'uomo, quindi non è nella mano di Dio, è l'uomo che fa le centrali, è l'uomo che rischia appunto di fare incidenti come dappertutto, soprattutto quando è governato dal punto di vista economico. Quindi non esiste, tutto quello che è raccontato dietro il nucleare è una menzogna colossale, non è né economico, né sicuro, né pulito, assolutamente, come abbiamo visto, e poi se succede un incidente è un problema per milioni di persone. Chernobyl ha investito tutto l'emisfero nord del pianeta, ha investito 65 milioni di persone, ha colpito 9 milioni di persone vivono continuamente in terre contaminate, ha contaminato un'area altamente contaminata, grande come tutta l'Italia, in giro per il mondo, e lo sarà per 200.000 anni. Questo stiamo parlando di tempi che neanche riusciamo a immaginare, e quindi per rispondere alla domanda, questo è il nucleare. Quindi quando vi dicono economico, sicuro e pulito, è l'energia del futuro, no, è l'energia dei cavernicoli, cioè del passato, e non esiste il nucleare di quarta generazione, nel senso il nuovo nucleare non c'è, è sempre quella, cioè l'energia a fissione è sempre quella. Adesso c'è la famosa fusione calda che sembra che stanno per raggiungere eccetera eccetera. Non è vero, nel senso che non l'hanno raggiunta, non hanno raggiunto nessun indice positivo, stanno cercando di farlo, ma chissà quando succederà mai, perché si tratta di complessità tecniche gigantesche, quindi magari ci fosse, perché magari risolviamo i problemi energetici del pianeta, ma sicuramente non sarà qui a breve. Spero di aver esaurito la tua richiesta in breve. Se c'è un'ultima domanda, altrimenti eccola. Grazie mille, volevo fare questa ultima domanda. Relativamente appunto a questi viaggi che lei fa e anche ai suoi colleghi, viene mai la voglia di scrivere un libro, scrivere una poesia per cercare di esternare tutto quello che si vede, liberarsi un po' di questa desolazione, di questa tristezza che purtroppo in questo mondo in cui noi viviamo c'è? Beh, questa è una bella cosa, nel senso che
Sì, tante volte mi è venuta l'idea di scrivere un libro per raccontare le esperienze che viviamo la via, perché dal mio punto di vista sono esperienze estremamente particolari. Ci sono tante storie, tanti aneddoti, tante situazioni che ti capitano, che secondo me meritano di essere raccontate in un libro. Tanti miei colleghi fotogiornalisti l'hanno fatto, hanno scritto dei libri dove raccontano le loro esperienze di vita, perché è una vita molto molto particolare. Non è sempre così triste, assolutamente, nel senso che quando siamo in queste situazioni estremamente complicate, estremamente difficili, ma ci sono situazioni di estrema positività in quei luoghi, nonostante la negatività della situazione, la negatività del luogo, dell'inquinamento, eccetera, eccetera. C'è tanta positività, perché nelle difficoltà le persone tante volte danno meglio di se stessi e hai degli incontri incredibili, hai degli incontri umani a livello proprio di umanità incredibili. I ricordi più belli sicuramente li ho in questi posti qua, persone che ho incontrato lì, perché nelle situazioni di difficoltà le persone diventano estremamente accoglienti, le persone diventano estremamente amichevoli, non le autorità, le persone che vivono lì. E questa è un'esperienza umana estremamente positiva che ti arricchisce tantissimo. Il nostro mestiere, banalmente, si crede che noi fotografiamo tutto il tempo, no, è il 10% la fotografia, il click, il 90% è parlare con le persone, e questo è qualcosa, stare con le persone, andare a casa delle persone, dormire a casa delle persone, perché capita tante volte che ci invitano a stare da loro e dormiamo a casa loro, e quindi è tutta questa serie di condivisione che è estremamente positivo. Quindi è un aspetto che di vita, quando la viviamo la via, che io la definisco bella, perché chiaramente la vivo io, nel senso che la mia vita, poi io torno a casa e non mi porto dietro l'inquinamento, non mi porto dietro quello che vivono loro, mi porto dietro l'esperienza, che dal mio punto di vista è un'esperienza bellissima, perché a me arricchisce tantissimo. Quindi io la vivo sempre in maniera estremamente positiva, nonostante tutte le torture che posso vedere in quelle situazioni. Bene, stiamo andando un po' lunghi coi tempi, quindi io direi di fare un bel applauso a Pierpaolo. Vi ricordo che se volete darci una mano a organizzare altre serate come questa, potete farlo tesserandovi all'associazione, potete farlo in uscita oppure dal nostro sito inquadra.info, oppure c'è anche una cassettina per le offerte in uscita se volete. Vi ricordo il prossimo appuntamento che abbiamo qui, come vi dicevo prima, con Inquadra i viaggi, quindi proiezioni di foto di viaggio con racconto del viaggiatore, che il lunedì 6 febbraio sarà a Sentina Celotto, che ci porterà in Tagikistan. E vi ricordo ultimissimo che ci sono dei libri in vendita di Pierpaolo lì adesso, e se volete approfittare per fare due parole con lui. Abbiamo 20 minuti, dopodiché dobbiamo uscire dalla sala, perché vi spiego un attimo il libro. Il libro è un lavoro che ho fatto in Bangladesh nel 2011 e 2010. È un lavoro fatto sui bambini di strada del Bangladesh. Lavoro sulla vita dei bambini di strada del Bangladesh è il lavoro di un missionario italiano, padre Riccardo Tobanelli, che purtroppo l'altro anno è mancato, lo scorso anno è mancato. L'editore ha deciso di pubblicare questo libro per cercare di portare avanti l'associazione di Riccardo per aiutare i bambini in strada, e quindi il libro costa 25 euro e tutto il ricavato va a questa associazione umanitaria per aiutare i bambini in strada. Quindi se volete portarvi a casa il mio libro con la mia firma, in cambio aiutate i bambini di strada del Bangladesh. Grazie.